Per 2 volte all'anno, l'ultima domenica e l'ultimo martedì di Carnevale, gli oristanesi ripongono desideri e speranze di un generoso futuro in una giostra equestre che vede coinvolte la comunità contadina ed artigiana, la Sartiglia. Questa corsa, indice di forza e coraggio, ha una tradizione centenaria e ogni anno affascina tanto da richiamare migliaia di turisti che rivivono i gloriosi tempi in cui Oristano fu capitale del giudicato d'Arborea. Una giostra equestre, consistente nell'infilare con la spada, dopo una sfrenata corsa con il cavallo attraverso uno stretto percorso caratterizzato da difficili traiettorie, una stella sospesa ad un filo. Oltre ad essere una spettacolare tradizione cavalleresca, la Sartiglia è un momento sacro, nel quale un uomo è destinato ad intermediario tra la gente e l'essenza divina. Quest'uomo sarà Sugon Ponidori, il capocorsa. Le magiche atmosfere sono tangibili in tutte le fasi della Sartiglia. 2 febbraio, giorno della Candelora. Con la benedizione dei cieli inizia un viaggio tanto affascinante quanto misterioso. Il Maiorali, capo indiscusso del gremio di San Giovanni per i contadini e di San Giuseppe per i falegnami, si reca a casa dell'uomo prescelto. Offrendogli il cielo benedetto, lo invita a brandi, a pranzo. L'accettazione di tale invito sarà anche il consenso ad indossare i panni sacri di Sugon Ponidori. Succede qualcosa, sei dentro una pista. I più esperti cavalieri della città si danno appuntamento alle prove e alle selezioni delle pariglie acrobatiche. Tra tanto coraggio e spettacolo, solo 90 di loro divideranno con il capocorsa, nel giorno della Sartiglia, le responsabilità delle aspettative della gente e la riuscita dello spettacolo. Między na sija, duranda, niente fina, sija.
Domenica di Carnevale, il giorno è arrivato. Lo svolgimento della giostra equestre è annunciato dal banditore, accompagnato da trombettieri e tamburini nelle piazze della città. Ezieta da un bandu, amadopolo di Aristanis, sia totus notoriu, che nos Pedro Arca, possa grazia de Deo sindico di Aristanis, conti dell'oceano, visconti da basso. Volendo provvedere a sutile e nobili divertimento, de dotus ospedele subito nostros, e de dota sagudaria de Sardinia, abemos deliberato de fagere, secundus antica costumanza, e pro tanto ordinamus. Si vezzata una laudabile giostra, ovvero Sarstiglia, tra sos donnos, donnicellos, fieros et mannos homines. Saprova de spalla de lanza, ovvero de fara aragonesa, saratenne oe, dominica de garra segare, adelante saseo de Santa Maria nostra protettora, e a tesser principiata, a sola terza de nostro Signore, a comando e ordine del suo componitore, del nostro destinatus, ordinamus. Ordinamus che subinchidore sia onorato e sapata su premio de manu del nostro sindico, sia custu a totus notoriu. I preparativi della Sartiglia, per la sua importanza ed imponenza, in realtà durano un anno intero, con riunioni, decisioni segrete, ma al turista appare tutto come se la città davvero appartenesse ad un'altra epoca. I cavalieri si preparano all'appuntamento pomeridiano tirando a lustro e addobbando il proprio destriero, compagno d'avventura. Si trascorre così tutta la mattina in scuderia, stando attenti a non trascurare alcun dettaglio anche nel costume. D'altronde, l'appuntamento è sacro, con suo componitore. Ore 13. Inizia la fase più solenne ed emozionante della Sartiglia, la vestizione. L'uomo prescelto sarà intermediario tra il popolo e l'ignoto divino. Per questo motivo, una volta salito sulla pedana allestita appositamente, non potrà più avere contatti con ciò che appartiene al terreno. Perfino gli indumenti gli saranno infilati e cuciti addosso dalle mani esperte delle Massaieddas, giovani fanciulle preposte ad accudire il capocorsa.
L'uomo sparirà, non avrà più un nome né riferimenti sulla terra. È il momento più commovente, il contatto con il Supremo. La maschera apotropaica ed androgina avrà solo le espressioni che ognuno di noi sentirà nel proprio io. Pensende attieso, d'ogni momento, noi stessi in tristura prenda e oro, ne in dispiaghe, o pensamento, t'assicuro che a te solo bravo, cattamo forte tamo e tamo, sin essere possibile. Il cavallo di Sugon Ponidori viene accompagnato sin dentro il luogo della vestizione. Il capocorsa non potrà scenderne fino alla conclusione della manifestazione. Gli viene consegnato un mazzo di pervinche e mammole, Savipia de Maio, con il quale Sugon Ponidori benedirà il popolo acclamante ed emozionato. Sfila tra le ali di folla il corteo di Eleonora, giusto richiamo memoriale all'epoca in cui la tradizione della Sartiglia nacque grazie ad un canonico oristanese. Sfilano i tamburini e i trombettieri, creatori delle magiche note che ritmano la Sartiglia. Senza loro sfumerebbe il suono dell'imponenza della giostra. E finalmente lui, Sugon Ponidori, affiancato dai suoi personali assistenti, Susegundo e Suderzu, e seguito dal folto gruppo di cavalieri, si presenta sicuro, deciso, imponente, benedicendo la folla e rassicurandola per un futuro prospero. L'incrocio delle spade sotto la stella che simboleggia il fato tra il capocorsa e il suo secondo indica che mancano pochi attimi all'inizio della corsa. E il popolo si immerge nelle emozioni della Sartiglia.
Il numero delle stelle infilzate, oltre che attestare il valore e l'abilità dei cavalieri, è auspicio di abbondante raccolto e buon lavoro per gli artigiani. Sugon Polidori ha consegnato le spade ai cavalieri che riteneva degni di correre alla stella. Tutti hanno avuto la loro opportunità. Su Stoccu è una sorta di giavellotto. Solo Sugon Polidori e Susegundu affronteranno con esso la discesa alla stella. È una sfida del tutto personale? La corsa alla stella si conclude con la benedizione alla folla di Sugon Polidori al galoppo. La tradizione lo vorrebbe supino sul cavallo, in segno di sfida alla morte. La Sartiglia cambia scenario e in un'altra via centrale della città i cavalieri scelti danno spettacolo con prove di acrobazia a pariglia. Siamo al tramonto, una giornata intensa, carica di emozioni e sensazioni che da secoli si ripetono in uno scenario quasi irreale. In una cerimonia accadrà ancora qualcosa di estremamente affascinante e drammatico. La svestizione di Sugon Polidori renderà al popolo e alla sua famiglia un uomo stanco, provato. Chissà se davvero ricorderà il suo viaggio. Non importa, la gente lo acclamerà. Un eroe è tornato, carico di messaggi e speranze. Questo tiene viva la gente e unite le comunità.